Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche questa mattina la pagina informativa di Telepadova 7 Gold con un'ora di approfondimento. Anche oggi, come di consueto, 2 ospiti da andare a conoscere. Inizialmente parliamo di energie rinnovabili e lo facciamo con Giovanni Musini, presidente della sezione agroenergie di Confagricoltura del Veneto. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi e buongiorno ai telespettatori. Ecco, l'occasione con lei per parlare appunto della vostra attività in Confagricoltura, soprattutto di una recente, possiamo dire, apertura di questa sezione agroenergie per la tutela e il rilancio del settore delle rinnovabili. Questa esigenza l'avete sentita forte, innanzitutto è anche questo una sorta di primato veneto per quanto riguarda la creazione di una sezione di questo tipo a livello italiano? Intanto la sezione si è ufficializzata molto recentemente, ma da quando è iniziato il lavoro e l'attenzione sulle energie rinnovabili, sulle agroenergie in particolar modo, Confagricoltura si è immediatamente attivata, anche perché la stragrande maggioranza dei impianti di qualsiasi tipo di energia sono riferibili a associati della Confagricoltura. Recentemente abbiamo deciso di creare una sezione che fosse concentrata sull'argomento delle agroenergie, perché le problematiche, soprattutto con il governo attuale, sono aumentate, sono state cambiate molte cose rispetto alle regole che regolavano, scusate la ripetizione, l'inizio di questo filone. E quindi si è ritenuto necessario avere un'organizzazione strutturata che potesse agire nell'interesse dei soci in tempi brevi e si spera anche in maniera efficace. Da quello che dice vorrei fare un piccolo passo indietro, capire innanzitutto com'era un po' la prospettiva, perché effettivamente l'idea era bella, era positiva, lo è tuttora, potrebbe essere appunto una cosa sostenuta anche complessivamente. Invece in questi anni cos'è che è cambiato e come è cambiato? Il discorso è molto complesso, perché quando è iniziata questa possibilità di inserire all'interno dell'attività agricola anche la produzione delle agroenergie, sono state create delle regole che erano un po' diciamo frettolose, nel senso che non era stato ben chiaro fin dall'inizio in base a quali regole si riusciva a creare questo nuovo settore. Era sicuramente molto interessante, era un'esigenza che l'agricoltura aveva, perché l'agricoltura in particolare in quegli anni lì, parlo del 2008-2009, stava vivendo l'inizio di una certa crisi, perché aveva problemi di concorrenza con i mercati esteri, quindi le proprie derrate che avevano dei valori molto bassi, allo stesso momento però dei prezzi delle materie prime necessarie all'agricoltura invece molto alte. Era l'inizio della grande crisi degli allevamenti, gli allevamenti bovini e suini, e quindi metteva in discussione grossi investimenti, e anche qui l'opportunità delle energie riusciva a creare una sorta di organizzazione mista che utilizzava due produzioni all'interno della stessa azienda agricola. Quindi il momento era sicuramente ideale per far nascere questa attività. Non eravamo il primo Stato a iniziare le rinnovabili, perché Chi c'era prima? La Germania ci aveva ampiamente anticipato, sia nel metodo che nella filosofia, diciamo, delle agroenergie. Quindi diciamo che avremmo potuto copiare un po' meglio quello che di buono era stato fatto. In realtà poi la Germania ha sfruttato doppiamente l'opportunità delle agroenergie, perché in particolar modo nel biogas è stato il primo fornitore di impianti per l'Italia, e quindi ovviamente un business non indifferente per quanto riguarda la Germania. Siamo arrivati poi a capire che le regole poco chiare che erano state impostate rendevano difficile sia per gli imprenditori che avevano investito, sia anche però per gli organi di controllo nell'applicare certe regole, perché
si capivano le cose in corsa, si cambiavano le regole in corsa e come è ovvio per tutti, per chiunque, non solo gli imprenditori, fare un investimento e trovarsi le regole cambiate in corsa crea enormi problemi, enormi costi e tutto quello che ne consegue. Tanto per chiarire subito, questi sono cambiamenti interni all'Italia, non è che sia intervenuta l'Europa in qualche modo a dare indicazioni? Assolutamente no, questi sono stati cambiamenti interni all'Italia, addirittura con delle interpretazioni della regolamentazione europea che la stessa Europa non riconosceva corrette, quindi è stato un susseguirsi di errori proprio normativi. Se parliamo dal 2008, dunque calcoliamo 4 governi che si sono succeduti complessivamente. Sì. Ecco, è stato un progressivo peggiorare la vostra situazione o c'è stato qualche momento in cui magari non andava così male? Beh, in realtà il grosso peggioramento, diciamo, l'aumento dei problemi si è avuto con questo governo che ha ritenuto che era troppo quello che il governo riservava ai produttori di agroenergie e quindi andavano ridotti questi vantaggi ai produttori. Da una parte noi stessi siamo i primi a riconoscere che è giusto che anche le agroenergie partecipino economicamente a alleviare la crisi che tutti vediamo ogni giorno. È altrettanto vero che non si possono tagliare con l'accetta, quindi bisogna anche prendere in considerazione una serie di elementi che rendono un po' meno remunerativo la produzione delle rinnovabili, ma sempre sostenibile, perché nel frattempo le rinnovabili hanno anche creato degli indotti che sono importanti a altri agricoltori che si avvantaggiano dell'esistenza degli impianti per valorizzare meglio le loro produzioni. Faccio l'esempio banale del mais. I produttori di mais che hanno difficoltà oggi a portare sul mercato i loro prodotti per il prezzo che è molto basso e purtroppo che entra in competizione con i prodotti importati, ma anche dal punto di vista sanitario sappiamo bene che annate particolarmente difficili dal punto di vista climatico hanno creato dei problemi alle coltivazioni, in particolare al mais, con vari tipi di tossine che li rendevano non utilizzabili per il consumo umano, ma assolutamente perfetti per la produzione di energia. Tra l'altro anche uno studio del CRPA ha dimostrato che la presenza di tossine all'interno del mais non crea nessun tipo di problema nella trasformazione in energia. Quindi molti fattori che sono stati sottovalutati dal governo hanno creato molte complicazioni ai produttori, avendo solo effetti negativi sostanzialmente. Alla Germania, che citava prima, cosa c'è da invidiare sostanzialmente? Una migliore tassazione, una maggiore attenzione verso i produttori, una normativa più facilitata o può essere anche, non so, una struttura diversa nel gestire a livello locale? Ma ci possono essere un po' tutte queste cose, ma soprattutto c'è la certezza delle regole. E la certezza delle regole è l'elemento che a noi oggi è venuto a mancare, che mette in discussione gli investimenti già fatti, ma soprattutto, e ancora più grave, mette in discussione i futuri investimenti. Futuri investimenti che possono essere non solo italiani ma anche stranieri. Oggi un investitore straniero, e ce ne sono stati molti che hanno investito in Italia nelle rinnovabili, non viene più nel nostro territorio perché manca questa certezza, e oggi se noi investiamo 100 lire vogliamo sapere a che cosa può essere legato la perdita o l'aumento, ma non lasciare tutto al caso sicuramente. E magari si potessero investire 100 lire, quanto si investe mediamente su un intervento anche minimo? Diciamo che la media degli impianti in Italia è attorno ai 700 kW, ma di fatto però la stragrande maggioranza sono impianti da 999 kW, un megawatt diciamo, e poi c'è la taglia più piccola dei 300 kW che sono pochi impianti specialmente utilizzati negli allevamenti bovini per andare
totalmente con le deiezioni animali e che quindi abbassano un po' la media, ma di fatto diciamo che l'Italia è sul megawatt di misura. Quindi questa poca certezza naturalmente non permette un investimento tranquillo all'imprenditore, in qualche modo non garantisce e in qualche modo non fa diciamo, rispondere bene le banche stesse, insomma, che non hanno questa certezza della risposta. Ha toccato il punto dolente, le faccio un esempio, la famosa legge degli spalma incentivi. Il governo ha introdotto una legge che è legge di fatto, anche se l'abbiamo contestata a tutti i livelli legislativi. Sposta di alcuni anni in avanti la fine vita economica dell'impianto. Gli impianti che sono già stati posti in essere sono stati eseguiti quasi tutti su dei rapporti finanziari, su dei finanziamenti bancari che avevano dei termini ben precisi e che adesso con questa nuova regola vengono messi in discussione, quindi mettono in difficoltà non solo tutto il comparto imprenditoriale agricolo, ma anche tutto il comparto bancario, che si trova a dover ristudiare delle regole per non mettere in difficoltà gli imprenditori e per sostenere comunque il costo del finanziamento che di fatto c'è. È come se queste norme non tenessero conto di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, in pratica, da quello che mi dice. Esattamente, è come se uno avesse pensato alla soluzione senza studiare minimamente il problema. Non abbiamo i soldi per dare gli incentivi in 15 anni, vabbè glieli diamo in 20 anni. E il ragionamento si è fermato a quello ed è pazzesco e noi siamo convinti che ogni tribunale al quale ci rivolgeremo riconoscerà il fatto che non si può cambiare un contratto in corsa, soprattutto a vantaggio esclusivo di una parte. Vi rivolgerete, nel senso, farete questi ricorsi o sono già partiti? Sono già partiti i ricorsi, in alcuni casi le norme sono state sospese. Aspettiamo il corso della giustizia, abbiamo fiducia, speriamo di sì. Il governo in pratica ha imposto una scelta, diciamo, fra più alternative agli imprenditori e alle banche per poter appunto agire in qualche modo per cambiare, però sempre, diciamo, mi confermava in modo abbastanza pesante per quanto riguarda il singolo imprenditore. Sì, esatto, e poi fatto anche su tutte le fonti di energia rinnovabili, diversificandole, facendo delle norme per il fotovoltaico, facendo delle norme per il biogas, ma comunque tutte basate su dei principi che rendono difficilissima l'applicazione per un imprenditore. Complicando tutto questo. E quindi questo potrebbe significare anche vedere andare in fumo il proprio investimento in qualche modo. In alcuni casi sì, abbiamo purtroppo notizia di alcuni impianti che hanno ritenuto più conveniente chiudere l'impianto piuttosto che trovarsi con un debito crescente che poi non sarebbero stati più in grado di pagare. Ovviamente in questi casi qui questi imprenditori si trovano di fronte a dover vendere molto spesso la proprietà per riuscire a coprire il debito bancario. Lei prima non l'ho risposto, ma mi chiedeva anche dei numeri. Sì. Un impianto di biogas più o meno è costato un investimento dai 4 miliardi ai 4 milioni ai 4 milioni e mezzo. Quindi per l'agricoltura sono investimenti assolutamente rilevanti, non sono noccioline. Noi non siamo industria e non siamo neanche abituati a parlare di investimenti così importanti. È impensabile pensare che degli investimenti così non abbiano un minimo di base certa sulla quale proseguire. Altro che, anche perché poi parlando di industria si parla anche di grossi gruppi industriali. Qui di che entità parliamo mediamente? Come struttura, diciamo, delle varie imprese? Sono piccole imprese? Noi non abbiamo un'impresa particolarmente grande, diciamo che nella maggior parte dei casi troviamo delle imprese che si sono messe insieme, hanno creato dei consorzi, delle cooperative, quindi con delle superfici che poi arrivano ai 250-300 ettari complessivi.
e sicuramente tutte le aziende che hanno una superficie già in proprietà di questa dimensione si sono messe in questo settore. 4 milioni di investimento, si diceva medio, per 15 anni medi di rientro, che quindi sono stati allungati ulteriormente. I 15 anni era un tempo stabilito sì, normativamente, 15 anni per il biogas e 20 anni per il fotovoltaico. Quindi è una norma stabilita che poi viene modificata successivamente. In realtà i 15 anni sono un tempo che ha una logica legata solo all'usura dei motori, i generatori di elettricità. Però tutto il resto, tutte le altre strutture sono strutture che potrebbero avere tempi anche più lunghi, le vasche di fermentazione piuttosto che le trincee per l'insilaggio e via dicendo. Però è stato deciso questo tempo e questo tempo aveva una logica d'essere. Adesso 20 anni non ha più neanche questa logica, perché un motore che ha la sua fine vita a 15 anni deve essere prolungato per altri 5 anni più o meno e per avere un motore che poi non è a fine vita ma non lo puoi più utilizzare perché è arrivato a fine, l'impianto è normativamente terminato. E quindi più complesso certamente, una cosa chiaramente non semplice da gestire. Manca 3 minuti alla fine della prima tranche insieme, l'occasione appunto per capire un po' anche un attimino come sia strutturato il Veneto, o meglio, accennava prima al fatto che dal 2008 insomma c'è stato questo cambiamento progressivo. Prima, che tipo di lavoro c'era stato da parte vostra? Parlo di convincimento verso appunto le aziende produttrici, quindi dover far capire che era un affare, che bisognava appunto puntare su tutto questo. Anche questo è stata una cosa che è stata complicata e resa difficile. Sì, in realtà sì. Confagricoltura attraverso i singoli imprenditori che avevano già investito nel biogas o erano in procinto di investire nel biogas ha fatto molta propaganda sull'importanza del sistema, anche perché nel caso specifico del biogas è un nobile modo di tenere viva l'agricoltura, l'agricoltura che appunto per la crisi di cui facevo cenno prima si stava un po' impoverendo. Quindi è stata un'azione sicuramente di divulgazione importante agricoltura. Dall'altra parte era anche necessario fare una campagna informativa importante perché le aziende che intendevano investire in rinnovabili si trovavano a dover confrontarsi molto spesso con dei comitati che, diciamocela tutta, molto spesso erano sostenuti per fini politici da degli abili appunto politici che raccontavano delle mezze verità o addirittura delle totali falsità solo per degli scopi legati alla loro carriera politica, non certo al benessere del settore o dell'agricoltura in genere. Quindi abbiamo lavorato su questi due fronti con, direi, grande soddisfazione, perché alla fine lo sviluppo degli impianti c'è stato. In Veneto ne abbiamo circa 230 di impianti, ma in tutta Italia ce ne sono oltre 1000 di impianti. Quindi è stato importante. È anche vero che nel mucchio si sono infilati anche degli speculatori che hanno pensato più a sfruttare questa opportunità in maniera proprio appunto speculativa piuttosto che a favore dell'agricoltura, ma nella stragrandissima maggioranza gli investimenti sulle rinnovabili sono stati un investimento importantissimo per l'agricoltura, per l'ambiente, per la riduzione delle emissioni, per il rendiconto dell'agricoltura, chi ha investito o che si trovava nell'indotto. E sull'importanza di questi investimenti torneremo tra poco nella seconda parte di 7 in punto con Giovanni Musini. A tra poco.
È capitato anche altre volte di parlare di energie rinnovabili. Stamattina con Giovanni Musini, presidente della sezione agroenergie di Confagricoltura del Veneto, abbiamo possibilità di fare anche un dettaglio più specifico, appunto. Quindi le energie rinnovabili ma in agricoltura. E quindi se per un'abitazione è più facile capire i benefici e anche come possa essere applicato un fotovoltaico appunto per ottenere energia, cerchiamo di capire appunto invece con i biogas, insomma, quali possano essere e con quali macchinari in particolare ottenuti questi per poter poi dare effettiva positività all'azione in agricoltura. Sì, il biogas si inserisce molto bene nell'ambiente agricolo perché in un certo senso possiamo dire che segue la stessa dinamica dell'allevamento da ingrasso in particolare. Anzi, si usa dire che il biogas sia come un grande stomaco di un bovino, anche se poi un veterinario gli vengono i capelli dritti. L'organizzazione agricola era, specialmente nell'allevamento, quella di avere delle coltivazioni destinate all'alimentazione del bestiame, che sono le stesse coltivazioni che vengono utilizzate nell'alimentazione del biogas, le cosiddette colture dedicate. Quindi tutte le strutture e i lavori per produrre questi alimenti sono sostanzialmente gli stessi. L'innovazione, diciamo la parte in più che si è aggiunta nel panorama dell'azienda agricola è quella del cogeneratore, che poi alla fine è semplicemente un grande motore che ha una turbina che produce energia elettrica che poi viene immessa direttamente nella rete, semplicemente. Però questo molto facile, se vogliamo, dal punto di vista scientifico, molto difficile è per un agricoltore nella sua gestione, nella sua logica, perché questo invece richiede un po' una preparazione industriale, diciamo, con un'organizzazione che deve essere molto rigida, con delle scadenze che vanno rispettate in maniera molto rigida e non si può trasgredire non solo per gli effetti ovviamente legali della trasgressione, ma anche perché si perde produzione di fatto, quindi l'interesse è quello di massimizzare al massimo la produzione. In questo percorso l'agricoltore come è stato seguito, come è stato portato a poter fare tutto questo? Ma in genere gli agricoltori seguono dei corsi che sono nella maggior parte dei casi proposti dalle stesse ditte costruttrici degli impianti, nei quali vengono edotti un po' di tutta quella che è la tecnologia da applicare. Per quanto riguarda la parte più difficile, che è quella normativa, molto spesso si avvalgono di consulenti che tengono in ordine le carte. Lo stesso Consorzio Italiano Biogas o la stessa Confagricoltura offrono servizi di questo tipo. Le aziende meglio organizzate invece riescono al loro interno ad avere una persona dedicata che segue. Le carte sono moltissime. Noi abbiamo sempre chiesto a mani giunte di ridurre le carte. Chi si è inserito nel mondo delle agroenergie ha dovuto subire una decuplicazione delle carte, perché ci sono tutta una serie di analisi da fare, analisi dei digestati, analisi del gas, analisi dei terreni e via dicendo, e poi ci sono delle dichiarazioni da fare, perché il vantaggio di fare agroenergia in un'azienda agricola è che l'agroenergia è ritenuta un'attività connessa all'agricoltura. Quindi per dimostrare questa connessione bisogna anche essere molto ligi nel registrare tutto quello che riguarda la produzione agricola e quale di questa produzione viene utilizzata nell'alimentazione dell'impianto di biogas. C'è un 51% da dimostrare sostanzialmente di questa produzione. Il 51% della propria produzione deve essere utilizzato per biogas, questo per avere la connessione. Se uno sceglie ovviamente di avere la tassazione agricola. Molte aziende invece hanno fatto delle scelte differenti, quindi hanno diverse contabilità ordinaria e quindi non hanno questo problema in particolare.
Dicevo prima, quando parlavamo dei finanziamenti e quindi dei problemi avuti in seguito da tutte queste modifiche di legge, qualcuno ha dovuto alzare bandiera bianca sostanzialmente, non potendo più continuare con queste agroenergie. E con che sofferenza diretta? È una procedura complicata, come si spiegava, dal punto di vista più burocratico, però comporta degli indubbi vantaggi, quindi chi deve fermarsi ferma proprio un processo anche di innovazione, di qualità. Beh, sicuramente, diciamo che dal punto di vista economico l'agroenergia aveva l'indubbio beneficio di dare una contabilità continua e costante, di creare una liquidità continua e costante all'azienda, che questo è sicuramente un effetto innovativo per l'agricoltura. L'agricoltura è abituata a chiudere i conti alla fine dell'annata agraria, che è novembre, non è il 1° gennaio, in altri momenti, quindi quando si paga e si riscuote avveniva tutto in un tempo ben preciso. Adesso con questa attività qui gli incassi sono continuati durante l'anno e quindi non si è più costretti a rimandare dei pagamenti a un unico momento dell'anno. E quindi questo è un indubbio vantaggio. Chi ha dovuto rinunciare a questo è sicuramente enormemente svantaggiato. Altro fattore importante è che questa liquidità ti permette anche di fare degli investimenti all'interno dell'azienda durante l'anno, quindi in tecnologia, in meccanizzazione, in conoscenza sicuramente, anche permettendoti di far partecipare i propri operai o l'imprenditore stesso a dei corsi che comportano un incremento della conoscenza in tecnologie molto importanti anche per l'ambiente. Ricordiamoci che le agroenergie sono importanti per l'ambiente e non solo perché hanno azzerato le emissioni di carbonio, ma anche perché ti danno possibilità di investire in azienda e di ridurre tutte quelle fonti di inquinamento che in agricoltura, come in qualsiasi altra attività, ci sono, diminuendo le lavorazioni, per esempio riducendo il numero di lavorazioni o migliorando le tipologie dei mezzi a basse emissioni e altri esempi così. 1 minuto e mezzo circa per un ragionamento finale, soprattutto un messaggio, se vogliamo, in qualche modo, capire come potrebbe nel prossimo anno, che si avvicina questo 2016, il governo cambiare la propria azione e venire incontro a quelle che sono le vostre esigenze. Cosa dovrebbe fare innanzitutto? Solo 1 minuto e mezzo, avrei bisogno di un'ora per chiedere tutto. No, scherzo. Cominciamo da qui intanto. Sicuramente quello che è assolutamente importante è che una politica che vuole rilanciare l'economia, che vuole rilanciare la produttività di un paese, non può partire azzoppando quelli che sono le attività, non può azzoppare gli imprenditori che devono investire e devono dedicare tempo e denaro alle proprie attività. È sicuramente importante che venga mantenuto un minimo remunerativo per ogni attività che viene fatta, se no perderebbe di senso fare un'attività di questo genere. Quando si fanno delle norme così penalizzanti per un settore, bisogna tenere presente che gli effetti possono essere catastrofici e quindi annullare di gran lunga quelli che possono essere i benefici che invece si pensano di ottenere. Oggi l'azione del governo è volta a fermare la produzione delle energie rinnovabili, è in contrasto con gli investimenti fatti già nel nostro Paese, è in contrasto con le politiche europee e direi anche a questo punto mondiali, visti i risultati della conferenza di Parigi. Quindi l'appello è quello che vengano riviste certe scelte, che vengano anche fatti dei ragionamenti assieme agli aventi causa e non solo tra burocrati che poco conoscono evidentemente di questo mondo. Complimenti per la sintesi, perché in 1 minuto e mezzo effettivamente ci ha aperto un mondo possibile da poter sviluppare e lo faremo in un'altra occasione intanto. Intanto la ringrazio per essere stato con noi questa mattina. Giovanni Musini, Presidente della sezione Agroenergia di Confagricoltura del Veneto. Grazie a voi. E con voi a tra poco ci rivediamo per la seconda parte di 7 in punto.